Il Fiano Romano conquista l'eccellenza, la formazione di Antoniutti nello spareggio disputato al Livo di Marco a casa dell'Ottavia batte per 1-0 la Romulia di De Luca. A segnare il gol decisivo è stato Della Vallée al 13° del secondo tempo in una gara tirata e tesa fino al triplice fischio. Prima opportunità da parte degli Amaranto Oro con Innocenti che prova dalla distanza, sfera che termina alta sopra la traversa. Al 18° risponde la formazione di Antoniutti con la punizione di Della Vallée. Lo stesso dal lato opposto va con il destro al 21°, sfera che termina larga. Al 23° torna a farsi vedere la Romulia e lo fa dalla sinistra con Pomponi, il quale prova la conclusione, deviata in corner da Nasti. Poco più tardi dalla bandierina il Fiano Romano a farsi vedere, palla alta sopra la traversa. L'episodio della prima frazione arriva al 34°, Bornivelli entra in area di forza e va con il destro, palla sulla traversa e Federici a porta vuota mette in rete, ma in posizione di offside, come segnalato dall'assistente del direttore di gara, signor Ferruzzi di Albano Laziale. Di seguito il replay dell'episodio. Nella ripresa subito Fiano Romano velenoso da sinistra, palla a Federici, il quale manca la sfera, poi è Pileri a mandare alto, ma non di molto, sopra la traversa. Romulia che risponde da angolo all'8° con Ammassari. Nasti interviene e respinge la conclusione. Poco dopo è sempre Ammassari a tentare la conclusione con il sinistro Blosca. Nasti in 2 tempi. Al 13° il match cambia decisamente, Moretti lancia in profondità Pileri, il quale entra in area e serve Della Vallée che tutto solo mette in rete a porta vuota. Fiano Romano in vantaggio, mentre nell'occasione a rimettersi è Ciccio Riccio con un brutto infortunio al braccio. A lui vanno i migliori auguri di una pronta guarigione. Romulia che reagisce al 26° con Amorosino, il quale prova la conclusione, palla che termina larga, mentre poco dopo Mastro Mattei manda alto sopra la traversa. Fiano Romano pericoloso in contropiede con Federici al 37°, infine ancora è Ciaccio da poco entrato a sfiorare il raddoppio, girata del numero 20 bloccata dal portiere della Romulia. 8 i minuti di recupero e al quinto di essi l'ultima chance per Pomponi. Nasti tiene la sfera e al triplice fischio può partire la festa. Fiano Romano promosso in eccellenza, il girone B è suo.